Profughi nella Marca, una risorsa e non un peso. Muove su questa strada la serie di iniziative messe in campo dai comuni con il sostegno della prefettura per dimostrare che chi arriva qui fuggendo da guerra e fame sa anche ripagare l'accoglienza. A Casier gli ospiti della caserma Serena saranno impiegati a breve per la pulizia di strade e piazze, per lavori di giardinaggio ed in genere per coprire tutti quegli interventi che il comune non riesce più a finanziare. Tutto gratuitamente per la collettività e su base volontaria. Esperienza che anche Treviso punta ad attuare, così come in minima parte è già operativa a Vittorio Veneto. In città però l'impiego dei migranti non è di competenza esclusiva dei municipi. Qui siamo a Monigo, 2 passi dal Biscione, complesso alveare per anni considerato uno dei ghetti della città. Tante le famiglie straniere residenti, sostanzialmente la prima ondata di migranti arrivati qui quando il lavoro c'era ma mancava la gente. Oggi la situazione si è capovolta, come ci racconta questo immigrato dal Bangladesh, scettico sul possibile inserimento dei nuovi migranti. Vivo bene, tranquillo, e così noi viviamo qua, tranquillo qua. Pensi che loro riusciranno a inserirsi? No, 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 no. Lui con la famiglia di fatto vive con i frutti dell'orto. Da qui l'iniziativa delle associazioni del laboratorio di cooperazione, ovvero far lavorare la terra ai profughi, sottolineando che comunque nulla viene sottratto ai trevigiani. Adesso qui in accordo con i comuni, con la prefettura, con i centri di accoglienza, nei prossimi mesi vedrete parecchi ragazzi destinati a lavori di pulizia, di recupero ambientale, eccetera, che renderanno più gradevole anche il nostro territorio. Questi non portano via niente a nessuno. Un esperimento per gli stessi promotori, che raccolgono le esperienze di altre regioni, non sempre però positive. Ci sono delle difficoltà perché molto spesso mi dicono che accolgono questi ragazzi ma che poi appunto i ragazzi lasciano le attività. Per esempio Prato era molto, perché avevano attivato con molti ragazzi il discorso con una contarina, non si chiama contarina sì, ma comunque pulizia urbana, e l'avevano attivata con 15 e se ne sono trovati con 6 perché gli altri hanno lasciato.